Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Favara ritrovato dopo 18 giorni di ricerche il corpo di Marianna Bello, la giovane mamma travolta dalla furia dell'acqua lo scorso 1° ottobre durante un nubifragio. Sicurezza a Palermo, primo fine settimana con le zone rosse per la Movida. Intanto vanno avanti senza sosta le indagini per individuare i complici di Maranzano, l'assassino reo confesso di Paolo Taormina. E allo Zen ieri sera momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. Catania massacra di botte il padre e lo lascia in fin di vita. 31enne arrestato dalla polizia. Poche ore prima lo aveva già aggredito rompendogli 4 costole. Sempre a Catania vi mostriamo le desolanti immagini del parco Gemellaro dove in primavera erano state messe a dimora migliaia di piante. A distanza di 6 mesi il progetto di riqualificazione sembra inesorabilmente fallito e non mancano i pericoli. La celebre Busiate trapanese, una delle paste più iconiche della cucina siciliana, entra ufficialmente nel vocabolario Zingarelli 2026, conquistando un posto tra le parole della lingua italiana. Ha preso il via il Fringe Catania Off International Festival, dedicato al teatro indipendente e alla creatività internazionale, con decine di eventi che animeranno la città. E poi il calcio, Serie B, il Palermo sfida il Modena per il sorpasso in vetta e per lanciare un nuovo segnale al campionato, Barbera sold out. In Serie C è il giorno di Catania-Salernitana, big match della giornata. Rossazzurri con Cicciarelli recuperato, nella Salernitana manca Frascatore, al Massimino previsto il pienone. Bentrovati, lo avete sentito, dopo 18 giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, 38enne di Favara. La donna era scomparsa il 1° ottobre, travolta dal nubifragio. Davide Sardo. È di Marianna Bello il corpo ritrovato questa mattina a valle di via Farag, in territorio di Agrigento. La 38enne di Favara, madre di 3 figli, era scomparsa lo scorso 1° ottobre, travolta dal nubifragio che aveva colpito la zona. La macabra scoperta è avvenuta nelle campagne tra Zingarello e Cannatello, nei pressi del fiume Naro. Alcuni cacciatori impegnati in una battuta hanno notato tra canne e fitti rovi il corpo senza vita e hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale medico-legale per i rilievi e gli accertamenti. Presenti anche il marito e la sorella di Marianna, rimasti per ore sul luogo del ritrovamento, sconvolti dal dolore. A coordinare le indagini il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, affiancato dal capo di gabinetto della questura Agrigento Carlo Mussuto. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della donna e capire come la piena l'abbia trascinata fino a quel punto. Primo sabato con l'applicazione delle zone rosse a Palermo. Il dispositivo di controllo ha funzionato nelle 3 aree individuate. Intanto una cortina di omertà avvolge i complici di Maranzano. Perquisizioni a casa di 7 giovani, in 2 sono stati denunciati e altri 2 vengono nuovamente interrogati oggi perché sospettati di falsa testimonianza. Maglio Viola. È trascorsa in modo tranquillo la prima notte di applicazione delle zone rosse a Palermo. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza del prefetto Massimo Mariani, nella serata di ieri è comparso il dispositivo integrato di controllo del territorio nelle aree considerate a rischio, ovvero l'area dal Teatro Massimo a via Cavour, che attraversa le strade interne del quartiere Olivella, teatro dell'omicidio di Paolo Taormina, la zona che va dalla stazione ferroviaria centrale ai Quattro Canti lungo la parte alta di via Macheda e l'intera area del mercato del quartiere Vucciria. L'ordinanza sarà in vigore per 3 mesi, quindi fino ad oltre metà gennaio, coprendo anche l'intero periodo delle festività natalizie. In queste aree le forze dell'ordine potranno allontanare persone che disturbano senza ulteriori provvedimenti. Sarà vietato stazionare ai pregiudicati per vari reati. Si va dallo spaccio alle lesioni, dallo scippo alla rapina, dalle percosse alla detenzione di armi. Saranno effettuati i controlli anche sul rispetto del daspo urbano. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio di Paolo Taormina. Gaetano Maranzano, che si trova in carcere, non avrebbe agito da solo. Sono 7 giovani dello Zen destinati
destinatari di altrettante perquisizioni e fra loro 4 si coprirebbero a vicenda e avrebbero mentito nelle deposizioni. In particolare alla denuncia scattata per un giovane che avrebbe aiutato Maranzano a scappare e nascondersi ospitandolo a casa propria per qualche ora, mentre un secondo giovane è accusato di aver schiaffeggiato uno dei clienti del pub di Taormina, che sarebbe poi fuggito nascondendosi fra le auto parcheggiate in piazza Spinuzza. Sarebbe questo l'evento di partenza dei tragici fatti di sabato scorso. Infine altri 2 sono accusati di false dichiarazioni alle forze dell'ordine. E a distanza di una settimana dall'omicidio di Paolo Taormina, ieri allo Zen momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono Lorefice e Isacchi. Presente anche la mamma di Paolo. Il servizio di Marco Gullà. C'era anche la mamma di Paolo Taormina ieri sera allo Zen per dire basta alla violenza. A distanza di una settimana dall'omicidio del 21enne ad opera di Gaetano Maranzano, una veglia di preghiera si è svolta nel quartiere, finito ancora una volta nel mirino delle polemiche. Presenti il sindaco Lagalla, il prefetto e ovviamente arcivescovi di Palermo e Monreale, Corrado Lorefice e Gualtiero Isacchi. Mi sembra che siamo riusciti nell'intento. Certo alternativa, ma un convenire che ci ha fatto annunziare parole proprio a partire da questo quartiere che non può essere ancora una volta definito un quartiere periferico. Oggi dallo Zen sono partiti messaggi, parole che riempiono il cuore, soprattutto il messaggio di metterci tutti in marcia. Da questo luogo considerato periferia, considerato luogo di disagio, è possibile ripartire con una parola di speranza, che è la parola di Dio, una parola che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. La mamma di Paolo Taormina viene salutata dai tanti residenti dello Zen che hanno preso parte al momento di preghiera, oltre a tanti palermitani venuti da ogni parte della città. Catania massacra di botte il padre e lo lascia in fin di vita. 31enne arrestato dalla polizia. Poche ore prima lo aveva già aggredito rompendogli 4 costole. Tonino De Mano. La notte precedente era finito il pronto soccorso con 4 costole rotte. A poche ore di distanza, la furia cieca del figlio lo rimanda in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Un catanese di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La polizia è intervenuta nel quartiere di Picanello a seguito della richiesta di aiuto giunta da alcuni residenti della zona, testimoni di un'aggressione in strada compiuta da un uomo nei confronti dei genitori. La vittima era stata da poco dimessa ed insieme alla moglie aveva deciso di far ritorno nell'abitazione da solo, dove il figlio, che lo vessava con continue richieste di denaro, lo ha di nuovo aggredito. I poliziotti hanno trovato l'anziano per terra con una gamba steccata e il volto tumefatto. Gli agenti hanno appreso delle continue minacce e violenze che i coniugi sarebbero stati costretti a subire dal figlio per andare via da casa e per ottenere il denaro. Intercettato in piazza Trento, il 31enne, già denunciato dalla madre per maltrattamenti, è stato trasferito in carcere. L'edilizia ancora una volta, settore particolarmente sensibile, parzialmente privo della cultura del lavoro sicuro. Controlli dei carabinieri nel Palermitano fotografano una realtà piena di problemi e di reati. Orazio Longo. Nonostante i numeri che continuano inesorabilmente e drammaticamente a salire, raccontando una Sicilia ricompresa tra le prime 4 regioni italiane, assieme a Veneto, Lombardia e Campania, per numero di morti bianche, non si fermano i reati nell'ambito della sicurezza sul posto di lavoro. A seguito di controlli predisposti nei primi 15 giorni del mese di ottobre dal gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Palermo nei confronti di aziende operanti nel settore dell'edilizia, si sono riscontrate diverse irregolarità di natura amministrativa ma anche penale. Dalla mancata predisposizione del documento di valutazione rischio o del piano operativo di sicurezza nei cantieri, alla disattesa nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, ma anche alla mancata formazione e informazione dei lavoratori, alla non individuazione degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso, all'omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori. 54 identificati, di cui 12 sprovvisti di contratto di assunzione, 9 i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale verso aziende che impiegavano personale in nero nella misura pari o superiore al 10% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. Dai risultati dell'attività ispettiva emerge che l'edilizia rimane un settore critico, con una percentuale complessiva del 25% di lavoratori in nero, contestate sanzioni e ammende per oltre 120.000 euro.
Catania, vi mostriamo le desolanti immagini del Parco Gemellaro, dove in primavera erano state messe a dimora migliaia di piante. A distanza di 6 mesi il progetto di riqualificazione sembra inesorabilmente fallito e non mancano i pericoli. Il servizio di Tonino De Mana. 27 marzo 2025. La messa a dimora di centinaia di piante di varie specie per riqualificare il Parco Gemellaro alla presenza di Legambiente. 19 ottobre 2025. Le stesse inquadrature mostrano l'ennesimo scempio e l'ennesimo sperpero di denaro pubblico, con la maggior parte delle piante in sofferenza o morte. Le immagini parlano chiaro e non lasciano spazio ad interpretazioni per il disappunto dei fruitori del parco. Già all'ingresso, che si presenta con il cancello socchiuso, il biglietto da visita non è dei migliori, con la ringhiera arrugginita e rifiuti ovunque. Lei si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp per denunciare cosa? Il degrado e l'incuria in cui il nostro bellissimo parco, una delle poche isole verdi della città, è rimasto abbandonato, ha lasciato tutto a se stesso, in balia del clima, del tempo e delle persone che non hanno rispetto per il verde. Vegetazione incolta che prende il sopravvento sui fragili arbusti. Molte, perché non c'è una cura, non c'è niente, c'è le baccia che sta crescendo che non si vede niente e hanno messo tutte queste piante. A che scopo non si sa. E il pericolo arriva dall'alto, con questa parete lavica già collassata e con l'area in questione mai messa in sicurezza. Ci siamo dovuti rimboccare le maniche e spostare i massi che avevano invaso la passeggiata, la corsa. In realtà non era di competenza vostra. Ci mancherebbe altro, noi abbiamo segnalato quel mattino, ma nessuno è venuto, nessuno è mai venuto, nessuno ha fatto un sopralluogo, anche perché, come potete vedere, è ancora a rischio crollo. Mancano i presidi e latitano i controlli, così decine di cani senza guinzaglio si divertono al Parco Gemellaro con l'area giochi desolatamente vuota. Genitori irresponsabili hanno scelto altre destinazioni per far svagare i propri figli. Sanità siciliana, ma anche i rapporti con gli alleati di maggioranza. A Il Punto su Telecolor interviene il commissario di Fratelli d'Italia Luca Sbardella e dice il governo Schifani andrà avanti. Nessuna parola dell'emissario meloniano però su un secondo mandato del governatore. Emanuela Corsi. Le liste d'attesa, la mancanza di personale sanitario, i tagli, ma anche gli scandali e i casi di malasanità. La sanità è uno dei temi caldi della politica siciliana, sul quale interviene anche il commissario meloniano in Sicilia Luca Sbardella, a Catania per la Kermesse di Fratelli d'Italia. Sulla sanità stiamo intervenendo, stiamo cercando di migliorare il livello dei servizi e, se necessario, investiremo i fondi disponibili. In collegamento a Il Punto su Telecolor, l'emissario di Giorgia Meloni torna a parlare della pace raggiunta, almeno sulla carta, tra gli alleati del governo Schifani. A prescindere dalla dichiarazione di intenti, alcune questioni sembrano però irrisolte, soprattutto con la Lega, che rosicchia consensi ai meloniani e nella quale sono confluiti alcuni nomi importanti, come l'ex coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Francesco D'Urso Somma. Ho invitato i colleghi della Lega ad andare a cercare altrove di allargare il loro consenso. Abbiamo tante persone che non si recano a votare, cercassero nell'astensionismo di allargare il loro consenso, non cercassero tra le nostre file. Nonostante le tensioni, il futuro del governo Schifani non sembra essere messo in discussione. Il governo Schifani arriverà tranquillamente fino alla fine della legislatura e continuerà a mettere in atto le buone pratiche di amministrazione che sta facendo e a continuare a raggiungere obiettivi come li sta già raggiungendo. Nessuna conferma invece su uno Schifani bis, al quale punta il governatore siciliano. Al Policlinico di Palermo test sul sangue e terapie monoclonali contro l'Alzheimer, un esame innovativo per lottare contro la malattia. Se ne è discusso ad Erice. Orazio Longo. Il Policlinico Universitario di Palermo tra i pochi centri super specializzati contro l'Alzheimer, grazie alla possibilità di effettuare un esame innovativo con un semplice prelievo di sangue per la ricerca di biomarcatori necessari per una diagnosi biologica precoce della malattia. Se ne è parlato a Erice durante il convegno internazionale presso la Fondazione Ettore Majorana. Oggi la tecnologia di laboratorio, attraverso queste nuove apparecchiature che permettono di entrare in range che fino a alcuni anni fa non potevamo nemmeno permetterci di fare, permettono addirittura di determinare
un insieme di indicatori, di biomarcatori di origine cerebrale che permettono di studiarla praticamente come se facessimo una biopsia liquida. Rispetto ad altre metodiche tradizionali, il test sul sangue è poco invasivo e riduce il disagio per i pazienti, consentendo di selezionare solo coloro che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici, ha spiegato il professor Marcello Ciaccio. Oggi invece siamo passati a fare una diagnosi in vivo, una diagnosi biologica molto precoce, utilizzando la matrice sangue, quindi su un semplice prelievo di sangue è possibile anche 10-15 anni prima dello svilupparsi del quadro clinico, della sintomatologia, è possibile mettere in evidenza quelle alterazioni biologiche che sono alla base dell'Alzheimer. Gli studi clinici, ha aggiunto Ciaccio, hanno dimostrato che queste terapie possono rallentare la progressione del declino cognitivo di circa il 30% rispetto al placebo. E adesso cambiamo argomento, parliamo di buon cibo, da piatto della tradizione contadina a voce ufficiale nel dizionario della lingua italiana. La busiata, tipica pasta trapanese lavorata a mano, entra a far parte dell'edizione 2026 dello Zingarelli. A raccontarci questo particolare tipo di pasta, tre signore di Calatafimi, dove la busiata ogni anno viene celebrata nel corso di un evento enogastronomico. Laura Spanò. Sono fatte di semola di grano duro e acqua, sono lunghe poco meno di una spanna e hanno una caratteristica forma a spirale. Le busiate trapanesi sono una delle paste fatte a mano più caratteristiche della Sicilia occidentale. Dal 2026 le busiate diventano ufficialmente parte della lingua italiana e le ritroverete nello Zingarelli. Questa prelibatezza nelle famiglie di una volta veniva tirata a mano con la disa, la pianta di ampeloderma o con un ferro, il buso, da qui busiata. A Calatafimi a tramandare la vera busiata tirata con la disa ci pensano Francesca Amore, Caterina Soresi e Teresa Amore, tre signore con la passione della cucina di una volta. Inizialmente si setaccia la farina, si fa una piccola conca e se piano piano si ci mette un pizzichino di sale e piano piano si aggiunge l'acqua. Un chilo di farina, 600 ml circa di acqua. Dunque pochi ingredienti per una vera prelibatezza, ma poi la bravura sta nelle mani. Si fanno questi filoncini e si inizia a lavorare. A Calatafimi la busiata da anni viene celebrata con un evento culinario che richiama migliaia di appassionati che arrivano da ogni parte, ma la busiata, come la preparavano le nostre nonne, rimane il piatto del giovedì grasso e delle giornate di festa condite con il sugo di carne. Abbiamo lo stufato e lo facciamo con un trito di cipolla, carota e sedano e poi mettiamo la carne sia di vitello che di maiale. Raccontare la Sicilia significa anche prendere per il palato e con la busiata il gioco è fatto. I maccheroni con stufato sono pronti. E allora buon appetito! Ha preso il via il Fringe Catania Off International Festival, dedicato al teatro indipendente e alla creatività internazionale, con decine di eventi che animeranno la città. Adelaide Barbagallo. Catania, fino al 26 ottobre, diventa crocevia internazionale per la cultura e l'arte con la quarta edizione del Fringe Festival, ispirato al modello di Edimburgo nato 70 anni fa. Spettacoli e performance accendono ogni angolo della città. Joséphine voleva far vedere al mondo chi era, il suo colore, essere riconosciuta per se stessa, per quello che portò nei vari spettacoli e che ognuno di noi ha qualcosa di unico, come il cuore che batte a 1000. Pensava veramente che l'unità e la rafratellanza portassero ad un cambiamento reale del mondo. Ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo, fondatori di Fringe Italia Off, un network che unisce i festival di Milano e Catania e la rassegna teatrale Palco Off, l'evento è dedicato al teatro e alle arti performative. Tantissimi gli spettacoli, intenso quello dedicato alla storia e alla vita di Joséphine Baker. Tantissime le location, Brancati, Ambasciatori, Cut, Le Ciminiere. E adesso una pausa, TG Sicilia torna tra pochissimo. Bentornati al
Dal TG Sicilia adesso lo sport, Serie B, il Palermo in campo contro il Modena per il sorpasso in vetta e per lanciare un nuovo segnale al campionato. Davanti a un Barbera sold out e contro la capolista di Sottil i rosanero vogliono prendersi il primo posto. Marco Gullà. Operazione sorpasso, il Palermo ha messo la freccia e oggi al Barbera contro la capolista Modena una vittoria potrebbe regalare ai rosanero il trono del campionato. Un'altra prova di maturità per la compagine di Pippo Inzaghi. Visto i risultati anche di oggi, rimanere al secondo posto prima di giocare è un grandissimo vantaggio che dobbiamo sfruttare. Avevo chiesto alla squadra, per me la ciliegina sulla torta era la Spezia, perché dovevamo chiudere quella settimana con una vittoria importante. Questa è un'ennesima prova di maturità, però la squadra mi sta piacendo. È chiaro che la cosa certa è che ci vorrà pazienza, bisogna sfruttare il nostro fattore campo. Rientrano Ranocchi e Gomis, fuori invece Bani e Giasi, Palumbo e Brunori sulla tre quarti in vantaggio sulle Duaron. Oggi Barbera sold out. Avere tutta quella gente sugli spalti deve essere un grandissimo vantaggio per noi, però affrontiamo una squadra che non è prima per caso, una squadra forte, però insomma noi penso che domenica dopo domenica la nostra percezione di forza aumenta. Fischio d'inizio alle 15. Oggi in campo anche il Catania contro la Salernitana, partita big match della giornata di Serie C. Rossazzurri con Cicerelli recuperato, da decidere solo se inizierà la gara. Nella Salernitana manca invece Frascatore, Massimino verso il sold out. Francesco Triolo. Il Catania va all'assalto del primo posto, almeno per avvicinarlo. Catania-Salernitana può essere una partita a spartiacque per il prossimo cammino dei rossazzurri, anche se Mimmo Toscano si è affrettato ad allentare la pressione sui suoi durante la conferenza stampa di presentazione del match. Di fronte a due squadre con ambizioni di vertice, con fame e capacità di decidere la partita in qualsiasi momento e con qualunque giocatore, ma nessun bivio, seppure c'è la consapevolezza delle insidie di una Salernitana che nelle ultime gare ha mostrato il suo lato offensivo. È normale che per quello che ha dimostrato la Salernitana, più la tieni lontano dall'area di rigore, meno possibilità di crearti pericoli gli dai. Stretto sui reparti, niente punti di riferimento. Questo è il Catania secondo l'indicazione di Mimmo Toscano, che chiede ai suoi giocatori di curare al massimo i dettagli della partita, quelli che faranno la differenza. Sul fronte squadra, Aloi e Cicerelli sono disponibili e quest'ultimo giocherà dal primo minuto, ma le indicazioni dell'allenatore rossazzurro si fermano qui. Buona formazione. Un sorriso e una battuta per Mimmo Toscano. Difesa formata da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini. A centrocampo Quaini va verso la conferma accanto a Di Tacchio con Casasole e Donnarumma sulle fasce. In avanti il titolare sarà Forte inizialmente. Nella Salernitana out Frascatore, Raffaele va verso la conferma della formazione di Monopoli con un solo dubbio, quello dell'assetto offensivo. Tutto ruota intorno alla scelta del modulo, potrebbe confermare il tridente, visto nelle ultime due uscite con Ferraris alle spalle di Ferrari e Inglese, oppure optare per un centrocampista in più e tornare al 3-5-2. Lo vedremo insieme dalle 14, quando prima della partita ci sarà diretta stadio su Telecolor, anticipazioni, formazione, la gara e le parole dei diretti protagonisti di Catania Salernitana. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per averci seguito e buona serata.